A Ioppolo Giancaxio proseguono le iniziative natalizie tra occasioni di intrattenimento per i bambini, il presepe vivente, poi in piazza Umberto un banchetto di degustazioni tipiche del luogo ed in piazza Umberto sono attesi inoltre gli eventi di Capodanno della notte del 31 dicembre dalle ore 23 in poi. Salvatore Capodicasa, assessore del comune di Ioppolo. Siamo qui questa sera in questa bellissima manifestazione. Cosa ne pensa? Sì, veramente una bella iniziativa. Abbiamo iniziato il Natale, facciamo gli auguri a tutta la popolazione con questo tipo di manifestazione. Ringraziamo i ragazzi della scuola del Niccolò Gallo, la dirigente, il professore Mangione, ma ringraziamo anche i ragazzi nostri che si sono impegnati per fornire la ricotta, per fornire i ceci, per fornire il pane con l'olio, insomma una bella manifestazione. Speriamo che tutto il periodo di Natale si svolga allo stesso modo, anche con le altre iniziative. Abbiamo visto che comunque c'è un grande afflusso di gente, tutto questo era previsto? No, sinceramente non ci speravo, intanto la popolazione di Ioppolo ha partecipato numerosa e sta apprezzando tutto quello che stiamo offrendo in questa serata. Ecco, questa è una bella iniziativa. Domenico Migliara, vice sindaco del comune di Ioppolo, oggi questa bellissima iniziativa, ma sappiamo benissimo che il programma del comune di Ioppolo per le festività non finisce qui. Buonasera, intanto questa sera è stata una serata riuscitissima quando riguarda la degustazione dei prodotti tipici, si è proseguito su Talarco con il presepe vivente e con Babbo Natale per i bambini. Il giorno 27 si prosegue con gli anziani che vengono portati al presepe vivente di Campofranco. Giorno 30 abbiamo la serata della banda musicale alla chiesa madre e giorno 31 concludiamo le festività natalizie con un bel concerto prima di mezzanotte, il brindisi di mezzanotte e dopo mezzanotte con dei gruppi musicali. Quindi quest'anno a Ioppolo si balla? Finalmente dopo moltissimo tempo si ritorna a ballare a Ioppolo Giancaxio. Invito tutti di Ioppolo e della provincia di Agrigento a partecipare a questo veglione in piazza Umberto a Ioppolo Giancaxio. Professore Leonardo Mangione dell'Istituto Niccolò Gallo di Agrigento, presenti anche voi oggi qui in questa manifestazione a Ioppolo. Sì, abbiamo accettato subito l'invito che ci avete proposto, la preside è stata entusiasta e ci ha coinvolto come gruppo docenti e gruppi alunni. Premetto che già da oggi i ragazzi sono in vacanza, ma noi abbiamo alunni che fortunatamente sono dediziosi a sacrificio, anche perché la scuola è questa, principalmente l'alberghiero. E diciamo che abbiamo cercato di alletare nel miglior modo possibile, essendo stati anche supportati da alcuni sponsor esterni, quale la Cantina Vella, i Farrugia Fratelli F3 che ci hanno dato i salumi e abbiamo fatto una bella serata. Io penso che la gente è rimasta entusiasta, è normale che quando poi ci sono gli afflussi c'è anche chi ci rimane male, ma noi non possiamo gestire tutti gli afflussi che ci sono perché la gente magari arriva e si mette là, si piazza e non riusciamo a disporre nel miglior modo quello che è la presentazione dei piatti, però è una bella manifestazione. Voi cosa avete preparato questa sera? Allora, noi avevamo uno stand con il vino bianco e vino rosso della Cantina Vella, come ho detto poco fa, dei cannolicchi con ricotta e poi c'era la preparazione alla fiamma dove c'erano le ananas alla fiamma, ultimate le ananas abbiamo iniziato a fare le crepe Susette, abbiamo preparato tutta a scuola, abbiamo mantecato il burro e i ragazzi hanno poi deliziato i palati delle persone che si sono avvicinate a gustare il piatto. E poi c'era in ultimo un altro stand dove c'erano i salumi con una porchetta, un prosciutto crudo dalla Renzi, una ditta umbra che ha fornito ed è stata disponibile a proporre questi prodotti perché giustamente oggi il marketing è anche questo.